Allora, rieccoci insieme. Vi ho accennato prima al tema che affronteremo, i temi sono veramente tanti. Parliamo sostanzialmente del commercio, delle attività produttive, di tasse anche, di evasione fiscale, di dazi, della regione del Veneto, cosa sta facendo, rilanciare le nostre città, perché no, se avremo tempo anche di consumo del suolo. Insomma, è tanta la carne al fuoco. Qui con noi in studio l'assessore della regione del Veneto alle attività produttive e commercio Roberto Marcato, ben arrivato qui con noi, assessore. Grazie Maurizio Franceschi, segretario regionale Confesercenti del Veneto. Grazie. Eugenio Gattolin, direttore Confcommercio del Veneto. Grazie. Michele Ghiraldo, presidente FIDA Confcommercio Alimentaristi. Grazie anche a lei. Prima di cominciare vediamo il nostro servizio sulle novità un po' dell'ultimo, anche se l'ultimo è ancora indefinito e indefinibile. Vediamo. Io sono il riformatore del paese, questo è il mandato che ho avuto dagli italiani. Così il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, rientrato da poco da New York, fuori da Palazzo Chigi, annuncia alla stampa la buona notizia. Ci sono i 23 miliardi di euro che permetteranno di non toccare l'IVA. Le rassicurazioni relative all'IVA cadono su uno dei nodi principali che vedono l'opposizione in grande fermento, proprio quando il Consiglio dei Ministri deve discutere la nota d'aggiornamento al DEF che anticipa la manovra di bilancio. Il Premier ha subito precisato la prima buona notizia, ovvero la sterilizzazione dell'IVA. I 23 miliardi ci sono, manca qualche copertura, ma si sta completando il lavoro. A me piacerebbe, e stiamo lavorando per portare per esempio a beneficio di tutti gli italiani le bollette dal 10% di IVA al 5%. Mi piace che le famiglie meno abbienti abbiano la possibilità di comprare pasta, pane, frutta fresca, latte, che adesso è al 4% all'1%. Il Premier ha però spiegato che per arrivare a tutto ciò servono altre misure. Per fare questo dobbiamo fare un piano. Io ho parlato di un patto con tutti gli italiani, con tutti i cittadini. Significa allora, per completare questo piano, dare la possibilità a tutti, anche a chi non ha una carta di credito, non se lo può permettere, una carta di debito, un bancomat, chi non ha un conto corrente in una banca, di poter accedere a questi mezzi elettronici di pagamento, quindi a costo zero, senza provvigioni, alla portata di tutti. Allo studio un super bonus per incentivare chi paga con carte e bancomat nei settori più a rischio evasione, oltre al meccanismo del cashback mensile su tutti i pagamenti tracciabili. Il bonus potrebbe arrivare in una volta, magari a inizio anno, e per questo è stato già ribattezzato bonus Befana. Allora, assessore, comincio subito con lei, carne al fuoco, poi vediamo i nostri interlocutori. Secondo lei questo patto con gli italiani, mi incuriosisce un po' perché ogni volta che sento parlare di patto con gli italiani succede qualcosa di poco piacevole per molti italiani e di benefico per veramente margini irrilevantissimi di popolazione. Ci potrà essere che... Allora, quando non ci sono risorse restano gli slogan, le parole e non può essere diversamente, nel senso che lo sapevamo già, perché insomma siamo stati al governo fino all'altro ieri e questa è una finanziaria che deve innanzitutto sterilizzare il pericolo dell'aumento dell'IVA. Punto. Quindi quello tutto che dicono gli industriali non è di apertura, non rilancia l'economia, no, ma non può essere diversamente perché non ci sono le risorse, non ci sono. Dopodiché si può fare un po' di maquillage finanziario limando qualche capitolo di bilancio e facendo qualche iniziativa che, come dire, è più di impatto emotivo che di impatto reale sull'economia del paese, diminuendo l'IVA sui pomodori, per carità, va ben tutto, ma non sono queste le iniziative strutturali di cui ha bisogno questo paese. Tenete conto, e questa è la cartina di tornasole, che quando arrivano le crisi, come è successo anche nel 2008, arrivano in tutta Europa, ovviamente tutti i territori risentono di crisi così virulente, però noi ne risentiamo di più. E quando la crisi finisce e c'è una ripresa, tutti gli altri paesi ne riprendono e noi riprendiamo meno. Questo perché? Perché questo paese negli ultimi 20 anni non ha mai fatto, e questo riguarda tutto l'arco costituzionale, non ha mai fatto quelle riforme strutturali di cui ha profondamente bisogno. Siamo un paese che potenzialmente
potrebbe essere tranquillamente il primo paese al mondo, perché abbiamo il 70% del patrimonio culturale è qua, il patrimonio architettonico è qua, non parliamo del patrimonio storico, la capacità di saper fare, il made in Italy, il bello, la moda, il territorio, l'ambiente, cioè abbiamo un paese che è il primo al mondo, però arranchiamo allo 0% di crescita, perché mancano riforme strutturali. Ecco, faccio un esempio ai nostri telespettatori di cosa lei intende per riforma strutturale indifferibile. Ma prima, no, manca un piano industriale, non c'è mai stato. Cioè noi parliamo di robetta, ma non sono piani industriali, cioè una visione a medio-lungo termine, cioè immaginare dove sarà l'Italia fra 20 anni e in base a questo costruire tutta una serie di investimenti che possano sostenere l'economia. Manca un piano energetico, non c'è. Noi facciamo tutte cose spot, diamo l'aiuto per fare il fotovoltaico, va benissimo, però non è un'economia che si sostiene. Nel momento in cui tu togli via l'aiuto, le aziende che fanno fotovoltaico falliscono e il cittadino non mette più un pannello che sia uno nella propria casa. Una riforma della giustizia che riduca i tempi e diventi attrattiva anche per chi vuole investire all'estero. Lei si immagini una multinazionale che vuole investire in Italia, dove gli dici guarda che però se qualcuno ti querela e ti fa una causa, tu hai 7 anni mediamente di percorso per arrivare alla giustizia. Questi sono costi insostenibili, una modifica del lavoro profonda, seria, che sia, cioè sono tutte riforme che servirebbero a mettere il nostro paese nella modernità dove sono altri paesi. E poi la riforma delle riforme, l'autonomia, cioè che diventi un paese veramente federalista, perché noi a differenza di altri paesi siamo profondamente diversi, sia geograficamente che culturalmente, che per storia, quindi il federalismo potrebbe far esplodere le tipicità del nostro paese mantenendo unito il paese stesso. Ce la siamo messa via. Vabbè, noi no. No, infatti no, l'ho fatto come battuta perché ormai... vi presento comunque anche Paolo Ormesi, Presidente Federconsumatori Venezia, che ci ha raggiunto, ben arrivato anche a lei. Maurizio Franceschi, su questi aspetti che cosa ne pensa? Quindi un giudizio un po' su questa manovra che è stata fatta, che come diceva l'assessore ovviamente a risorse zero, anzi per tappare i buchi, non vi dà prospettive. La manovra la dobbiamo un po' vedere nei suoi contenuti, stiamo un po' alle cose che si sono dette fino ad oggi. Cioè, la questione principale era la sterilizzazione dell'IVA. Che per voi era un mostro. Che per noi, ma per il sistema paese, diciamo, non è un problema che riguarda esclusivamente una categoria che sono i commercianti in particolare, no? Dall'altra parte, assieme alla sterilizzazione dell'IVA, vista un paese che per il 2019 ma anche per il 2020 non è prevista una crescita della ricchezza del prodotto interno lordo, significa che le risorse che ci sono a disposizione sono risorse molto modeste, per cui messi i 23 miliardi lì, come diceva l'assessore, rimane molto poco per altri interventi che possono essere realizzati, come sarebbe auspicabile ovviamente un intervento significativo, non certo quello che sta uscendo dalle proposte che fino ad oggi abbiamo ascoltato sul cuneo fiscale, perché dare 30 euro in più al lavoratore certamente è meglio di nulla, però non produce quegli effetti di ripresa della domanda e dei consumi di cui avremo bisogno. Per cui è difficile, quando una torta è molto piccola, continuare a pensare a ridistribuire quel poco che c'è significa che dai poco a tutti senza produrre alcun effetto. È meglio che cominciamo a concentrarsi su quelli che sono gli investimenti possibili per raggiungere quei risultati che diceva prima in parte l'assessore, e cioè noi dobbiamo investire per trasformare e modernizzare il Paese. E lì dove non ci sono le risorse per favorire questo processo di trasformazione, bisogna lavorare sulle riforme. Io mi accontenterei del fatto che una manovra modesta come quella che sta uscendo, perché ovviamente ci accontentiamo, è già un buon risultato rispetto al pericolo che poteva esserci dell'aumento dell'IVA, che non deve essere dal mio punto di vista rimodulata.
No, dopo parliamo anche lasciamola della intanto così l'IVA, se fosse accompagnata assieme da riforme che modificano profondamente il nostro assetto, diciamo, anche costituzionale, oltre che per rendere competitivo il Paese, perché l'elenco che ha fatto l'assessore ne potremmo aggiungere molte altre, a partire dalle infrastrutture, quelle materiali e immateriali, investire di più in ricerca e sviluppo, e cioè investire e fare le riforme su quei settori e su quelle cose che possono dare una prospettiva. Il fatto è che fino ad oggi abbiamo sempre lavorato nel ridistribuire quel poco che c'era, senza investire su quei processi che potevano davvero cambiare il Paese, e le riforme ormai sono ferme da tantissimi anni, rimangono solamente dei titoli. Nel senso del consenso elettorale questo, ricerca di consenso elettorale dal punto di vista politico? No, perché essendo stati anche voi il governo avete elaborato dei dati, una situazione che in realtà guardi, fa emergere... io ho una mia convinzione che è mia personale. Noi abbiamo un testo costituzionale straordinario che ha garantito, diciamo, una certa serenità, tra virgolette, dopo la guerra. Quel testo costituzionale andava bene in quel tempo, è figlio di quel periodo, per cui noi abbiamo tutta questa legge dei contrappesi, no? Dove tutto deve essere garantito. Questa matrice culturale che ha dato la nostra Costituzione, che poi a sua volta ha fatto sì che arrivassero tutte le altre norme, oggi secondo me è un limite per la classe dirigente, perché questa legge dei contrappesi non consente velocità, perché tu hai per arrivare ad avere... Cioè, bilanciamento di interessi sostanzialmente. Tu hai la Corte Costituzionale, il Parlamento, e tutti gli organi dello Stato che devono mettere la propria, e poi ritorna al capo dello Stato, e poi ritorna, e poi doppia lettura, e poi 2 ali, tutta una serie di cose che rendono ormai non più moderna e farraginosa il processo decisionale. Ma l'altra aberrazione che oggi si ha è che con questo sistema tu non riesci a identificare il colpevole, mai. Mai, perché tu proponi una legge, poi c'è il pezzo su, non si riesce mai a identificare il colpevole. E allora, purtroppo, grazie a questo sistema, il profilo dell'intervento politico è purtroppo sempre di basso profilo. Proprio per questo motivo, perché uno non riesce a prendersi né i meriti né i demeriti. Se voi guardate una trasmissione televisiva dove ci sono 2 partiti contrapposti, tutti quanti portano dati, e tutti incontrovertibili. Alla fine il cittadino guarda e dice: oh, non saprei chi votare, guarda, io ho tutti ragione. No, perché? Ma perché è così? Perché tu non riesci a identificare un colpevole. Ecco, questa incapacità di assumersi responsabilità fa sì che si tenda a cercare un consenso molto, molto semplice, però questo non fa il paio con la capacità di intervento in maniera strutturale nei problemi del Paese. Io sono convinto di questo. Strutturale, mi viene subito in mente che adesso si parla anzi si sta trattando la riduzione dei parlamentari, che comporterebbe comunque anche delle rappresentanze ridotte anche a livello regionale. Voi come la vedete? Non penso fa parte di un inizio di filone di riforma strutturale, fa parte dell'inizio di una riforma dove c'è però anche l'escamotage elettorale, perché è una promessa. Da questo punto di vista non mi sembra che sia tra le riforme più importanti del nostro sistema paese, però acquisisse probabilmente per alcuni un po' di consenso. Ci sono dei risparmi che rispetto ai costi di uno Stato non sono sicuramente significativi. Io penso che bisognerebbe partire da altre riforme strutturali, sono d'accordo, perché la politica in questi anni, questi ultimi, non so da quando, ma almeno dai 15-20 anni, ha sempre fatto scelte legate a progetti a distanza molto breve, per cui noi siamo riusciti a rallentare continuamente rispetto anche ad altri paesi, proprio perché non abbiamo mai preso decisioni importanti per sviluppare con una visione l'attività che non dare essere. la visione agli imprenditori, c'è la possibilità di assolutamente, per cui anche
il fatto di non avere una visione, una possibilità, anche una sorta di serenità, questo limita di fatto l'attività di qualsiasi imprenditore, piccolo, medio o grande, per cui è diventato un paese troppo legato all'incertezza e questa incertezza ricade adesso sui consumi, sugli investimenti, per cui oggi bisognerebbe avere il coraggio di prendere alcune riforme, no? Cioè la riforma del fisco, la riforma della giustizia, che sono quelli che impattano pesantemente nella fiducia degli imprenditori, in modo tale da dare chiarezza, sapere che ci sarà comunque un tempo, un percorso lungo, perché le riforme richiedono, ma non infinito, e con un obiettivo preciso. Questo aiuta a dare una maggior fiducia, perché è questo di cui parliamo, sul paese che ha il più basso livello di fiducia dei cittadini, anche rispetto alla prospettiva e via. Allora, riforme di questo tipo sono necessarie e poi sviluppare percorsi a breve che siano chiari, che non vengano adesso vediamo, basta che uno lancia un tweet, cambia la proposta, poi arriva un'altra, uno si sveglia la mattina e si inventa il gioco dell'oca e l'altro, cioè dovrebbe avere una maggiore veramente anche serietà nella gestione della cosa pubblica, definire alcuni obiettivi a breve necessari, sapendo che le risorse sono ridotte, perché sui 30 miliardi necessari 14 sono in deficit, per cui spostiamo in avanti il problema. Sappiamo benissimo che l'esempio che ha citato lei è calzante, cioè il tema della riduzione dei parlamentari. La domanda che un parlamentare, no, il legislatore dovrebbe farsi è: io faccio questo provvedimento perché serve al Paese? Allora, qual è il tema? Che noi abbiamo un sistema bicamerale, che non è più attuale, no? Cioè, due cose che fanno la stessa cosa. Allora, il tema è: come facciamo a velocizzare? Ne facciamo una. Il fatto che tu riduca un po' da una parte e un po' dall'altra non toglie il problema, perché tu hai comunque ancora due Camere che faranno la stessa cosa e l'iter non vedrà di un giorno diminuito il percorso, perché non c'entra nulla il numero di parlamentari. Dopodiché vogliamo dire che risparmiamo 10 milioni di euro, va bene, per carità, va sempre bene, ma non è quello il tema, quello è un tema elettorale, ma che anche noi abbiamo sposato, non sto dicendo che è di una parte, è un tema elettorale, dove siccome la gente ha bisogno anche di sangue, noi diciamo bene, tagliamo i parlamentari, mandiamo a casa, e tutti si immaginano che il parlamentare torna a casa e va in strada a chiedere l'elemosina e benissimo, dai all'untore, perfetto. Ma il tema è che a te cittadino tu avresti bisogno di avere una risposta in tempi rapidi. Questa riforma te la dà? No, rimane tutto come prima. Questo è un classico esempio tipicamente italiano di una cosa che fa bene, come dire, al cuore, come un tè caldo, ma non ti cura la malattia che hai. Però posso dire, posso dire su questo argomento, io penso che i grandi partiti però, quelli che sono rimasti, dovrebbero smetterla di rincorrere la demagogia di alcuni, cioè far passare anche questa riduzione, come si sta tentando, dei parlamentari, che io non condivido. Io lo dico, non la condivido, perché se mi presentavano una riforma, va bene, degli assetti costituzionali per il superamento del bicameralismo perfetto che c'è attualmente, pesi e contropesi nella semplificazione che doveva essere portata, ma se vogliono convincere me, va bene, e spero che non convincono i cittadini che questa è la grande riforma, va bene, che fa ridurre le spese, che migliora l'efficienza del Parlamento, diciamolo chiaramente, no. E allora i grandi partiti dovrebbero anche avere il coraggio e la forza di dire no su alcune cose, perché possono sembrare impopolari, ma se sono spiegati penso ci sia anche una parte importante della popolazione che ha bisogno che ci sia qualche partito che cominci a dire delle cose un po' serie. Assolutamente sì. Torniamo su questi temi, do la parola anche a lei Presidente, perché voi avete fatto diverse analisi sulla situazione delle persone, delle famiglie, della gente. Le do la parola, però andiamo subito in pubblicità, qualche secondo.